Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Secondo derby veneto consecutivo per il Portogruaro che dopo l'esordio vincente in Serie B contro il Cittadella va a far visita al Vicenza. Padroni di casa che devono ripartire dopo la scoppola subita a Bergamo contro l'Atalanta e per farlo il tecnico Vincenzo Maran cambia uno dei due centrali difensivi inserendo Schiavi per Tonucci e schierando Bastrini in fascia sinistra. Fischio d'inizio e al quinto il Vicenza è già avanti. Ripartenza dei biancorossi, ponte di Abruscato per Baclé che raggiunge il vertice sinistro dell'area e con una gran botta batte Rossi dalla distanza, portiere del Portogruaro forse un po' in ritardo su quella conclusione del francese. Rivediamo anche l'intuizione di Baclé che non dà il tempo a Cristante di intervenire e beffa il portiere del Portogruaro che appunto non è impeccabile in questa occasione. All'11° il lancio di Zanchi, ancora la sponda di Abruscato per Baclé che dal limite prova a impensierire Rossi che questa volta però non si fa sorprendere. E al 16° botta per Abruscato che entra in area, si allarga sulla destra ma chiude Rossi sul suo palo e chiude lo specchio all'attaccante vicentino. Ma quando meno te lo aspetti, al 21° il Portogruaro pareggia. L'erroraccio di Bastrini che aiuta Altinier a beffare Frison, un tocco sporco quello del giocatore del Portogruaro che però basta, ecco qui l'errore sciagurato di Bastrini e il tocco sporco appunto per battere Frison di Altinier. E qui la grinta del tecnico del Portogruaro Viviani, poi ci prova Cunico a beffare Frison facendo la barba al palo. Ma allo scadere del primo tempo il Vicenza torna in vantaggio, il rimpallo favorisce Gavazzi e poi a palla Baclé che ancora una volta si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol, doppietta personale 2-1 per il Vicenza che chiude così il primo tempo in vantaggio. Troppo facile il tocco per Baclé su suggerimento appunto di Gavazzi. Nel secondo tempo si apre con un'occasione dopo 2 minuti per il Vicenza, il lancio lungo, palla da Abruscato che scarica su Botta dal limite, palla alta sopra la traversa, il centrocampista biancorosso non inquadra lo specchio della porta. Al 57° esce Boccalone, entra Tarana, al 61° il Vicenza mette al sicuro il risultato, il cross di Martinelli sulla destra, Abruscato anticipa Gargiule e batte Rossi per il 3-1. Ecco qui il cross di Martinelli per Abruscato che di testa batte Rossi per il 3-1. Bello sputo sulla sinistra di Oliveira, il tocco per Gavazzi, il velo Baclé, ma stavolta Rossi non si fa superare. Vediamo lo spunto di Oliveira sulla sinistra, il no look, velo di Gavazzi e poi Baclé ci prova ma Rossi è insuperabile in questa occasione. Poi discesa dirompente sulla faccia di Gavazzi che mette al centro per Abruscato ma il tocco di Cristante anticipa l'attaccante del Vicenza, poker solo sfiorato, però poi in contropiede quando mancano solo 2 minuti il neoentrato Alemao si trova tu per tu con Rossi e lo batte. Il giocatore ex udinese Dex Santos appena entrato mette subito la firma su una partita. Qui vediamo in contropiede il gol di Alemao, mette la firma su una partita che il Vicenza ha dominato vincendo per 4-1 sul Portogruaro.